si alternano aziende, start-up, istituzioni, campioni dello sport. Questo per approfondire temi legati alle Olimpiadi invernali, alla riforma dello sport, al ruolo delle donne, alla partecipazione giovanile, alla disabilità e all'inclusione sociale che lo sport può favorire. Prima di dare il benvenuto agli ospiti del prossimo evento, a nome dei promotori del festival, vorrei ringraziare i contributori, oltre a chi ha collaborato per la realizzazione di Sport Business Forum. Grazie anche ai main partner del festival e ai partner che hanno sostenuto attivamente questo progetto, ai partner di Longarone Hub dell'innovazione e ai content e media partner. Un'ultima nota, il programma è in continua evoluzione e vi ricordiamo di consultare la versione sempre aggiornata su www.sportbusinessforum.com. Ora lascio la parola a chi presenterà l'evento. Ah, mi ero dimenticata di dirvi, sono un avatar generato con l'intelligenza artificiale. Ascolterò con grande attenzione quanto emergerà da questo incontro. Buon festival! Buongiorno, spero che si senta bene, benvenuti. Io mi chiamo Luca Piana, sono il vice direttore dei quotidiani del gruppo NEM che pubblicano su questo territorio la Tribuna di Treviso e il Corriere delle Alpi. E questo è un primo momento di un festival che noi ci auguriamo possa avere successo e durare a lungo, lo Sport Business Forum. Non sono un avatar, come avrete capito, se no parlerei molto meglio, sarei molto più a mio agio, però chiamo una persona che è fra i promotori più importanti di questo festival, che certamente è più a mio agio su questo palco, Lorraine Berton, che è presidente della Confindustria Belluno Dolomiti. Buonasera Lorraine, come sta? Lei ci fa un saluto. Io faccio un saluto. Buon pomeriggio a tutti e a tutte. È un onore per me aprire ufficialmente la prima edizione di Sport Business Forum, una rassegna che per una settimana porterà sul territorio il meglio dello sport e dell'imprenditoria italiana, valorizzando il cuore sportivo che pulsa forte in tutta la nostra regione. Inizia oggi un nuovo capitolo di responsabilità e consapevolezza che il sistema Confindustria si assume a poco più di un anno delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. A me piace aggiungere anche un po' Milano-Cortina Belluno 2026, scusatemi, ma insomma devo un po' ricordare che Cortina è nella provincia di Belluno. A gennaio del 2020, a pochi mesi dall'assegnazione da parte del CO, abbiamo scelto un titolo forte per la nostra assemblea pubblica, quella di Belluno dello scorso anno, Giochi di squadra. E io in quell'occasione ho anche detto: ridateci le nostre Olimpiadi, intendo quelle di Cortina. Eravamo e siamo tuttora convinti che soltanto giocando di squadra si possa vincere questa e tutte le sfide decisive per le imprese e per tutti i nostri territori, ovviamente cominciando dalla comunità bellunese. Sport Business Forum è una dimostrazione concreta e tangibile di questo approccio che definirei sistemico. Raramente, per non dire mai, c'è stato uno spirito di squadra così forte e determinato, con molti soggetti, che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto così ambizioso. Ovviamente sottointeso Confindustria Belluno Dolomiti e Confindustria Veneto Est, e voglio ringraziare il Presidente Destro per aver immediatamente sposato questa nostra iniziativa. Le due associazioni che hanno ideato e promosso l'iniziativa, il gruppo editoriale NEM, ma anche la Regione Veneto, che proprio nel 2024 è Regione Europea dello Sport, la Camera di Commercio di Treviso e Belluno, la DMO Dolomiti, Assosport, il Comune di Belluno e il Consorzio dei Comuni, ma anche le società sportive del territorio, le aziende e i singoli imprenditori. In tantissimi sono stati contagiati dall'entusiasmo che ha accompagnato l'organizzazione di questo evento e credetemi, non è stato facile, non è facile. In tanti però si sono messi in gioco, in tanti si sono spesi e hanno dato il loro contributo, a volte superando pregiudizi e personalismi.
Quello che noi dobbiamo fare in questi territori lo dobbiamo fare più spesso. Insomma, abbiamo imparato davvero dallo sport e abbiamo dimostrato come si gioca in squadra e quanto bene si può giocare in squadra. L'obiettivo di questo progetto è duplice. Il primo è valorizzare una delle espressioni più vere e celebrate del Made in Italy, che ha la sua capitale proprio qui, a Montebelluna. Lo Sport System, un distretto che ancora oggi ha molto da dire in termini di innovazione e di internazionalizzazione. Un'eccellenza industriale, ma che, come altre, non è adeguatamente promosso e raccontato, esattamente come il distretto dell'Occhiale. Lo Support System italiano vale oltre 100 miliardi di euro all'anno. È un settore in costante crescita, attorno al quale ruotano circa 10.000 aziende e più di 400.000 addetti. Qui a nord-est c'è la spina dorsale di questo sistema, che dalle Olimpiadi potrà uscirne ulteriormente rafforzato, trainando il Made in Italy ancora più in alto. Il secondo obiettivo di Sport Business Forum è, se vogliamo, ancora più ambizioso: promuovere un territorio esteso con tutte le sue eccellenze, anche industriali, per accrescere la sua attrattività e non solo quella turistica. In questi giorni abbiamo assistito a un grande dibattito sulla fuga dei giovani talenti del Nord-Est e quindi su come trattenerli e possibilmente su come attrarne, perché noi vogliamo attrarre giovani sul nostro territorio. I dati però ci dicono che non va tutto bene. Come certificato dalla Fondazione Nord-Est dal 2011 al 2021, 451.000 giovani italiani tra i 18 e i 34 anni hanno lasciato il nostro Paese. Al netto dei rimpatri, il saldo migratorio è stato negativo per oltre 300.000 persone. In un mondo che parla di caccia ai talenti, il Nord Italia, solitamente lodato per attrattività rispetto al Mezzogiorno, si presenta oggi come una bottiglia senza tappo, orientata purtroppo verso il basso. In 10 anni è infatti quasi raddoppiata la quota sia dei laureati che dei diplomati, quindi non solo i laureati, che decidono di andarsene. Quindi c'è molto da fare e tutti dobbiamo assumerci un ruolo attivo e propositivo. Questa è la sfida delle sfide per le nostre aziende e per le nostre comunità. Anche questa è una partita che va giocata con spirito di squadra. In Emilia-Romagna hanno adottato una legge per l'attrazione dei talenti. Guardiamo anche noi a quell'esperienza. Capiamo se possa essere un esempio da seguire, ma soprattutto iniziamo a costruire tassello dopo tassello un ecosistema regionale che metta insieme università, centri di ricerca, poli di innovazione, start-up, imprese e anche multinazionali. A Belluno è questo quello che stiamo facendo e mi vanto di dirlo che lo stiamo facendo anche con fatica ma con successo. I grandi eventi possono essere un grande amplificatore, uno strumento di narrazione di territori che sanno rinnovarsi guardando con fiducia al futuro. Sport Business Forum vuole essere anche questo. In questa prospettiva i Giochi Olimpici saranno un evento non solo turistico o strettamente sportivo, ma anche un fattore moltiplicatore per interi settori e comparti, manifattura compresa. Alcuni dei miei imprenditori mi hanno telefonato, Alessio è anche il mio vicepresidente, mi hanno telefonato per dire: ma come mai Confindustria si sta interessando così tanto allo sport? E mi ci è voluto pochissimo per farlo capire e soprattutto pochissimo perché tutti partecipassero immediatamente a questo progetto. Io ho detto: guardate, noi abbiamo le nostre fabbriche sono anche fabbriche belle, abbiamo fabbriche importantissime, io non ho bisogno di ricordarle, da Luxottica, Marcoli, Merson, Derigo, Clivet, Epta, quella di la manifattura Valcismon, la mia stessa azienda, queste tantissime piccole e medie imprese che ci sono nel nostro territorio, bellissime. Però abbiamo capito che la fabbrica non basta.
Non basta, vogliamo attrarre persone, vogliamo giovani nel nostro territorio. Guardo anche Alberto che nel mondo dell'occhialeria, diciamo, sta lavorando tantissimo, lo ringrazio per questo. Nel nostro territorio abbiamo bisogno di trattenere i giovani, di portare giovani. Per cui cosa dobbiamo fare? Dobbiamo permettere, perché oltre al lavoro c'è una vita e lo sport è fondamentale. Mi dicono, ma come si fa a moltiplicare l'industria con lo sport? Gli ho detto, guardate che l'impresa, la manifattura, lo sport va di pari passo con l'alimentazione e va di pari passo con la salute. Quindi immaginatevi quanti tipi e diversi di manifattura girano intorno al mondo dello sport. E poi la salute che è fondamentale. La salute è fondamentale per le nostre imprese, per i nostri lavoratori. Avere lavoratori che amano la vita sportiva, che fanno sport, vuol dire avere lavoratori più sani e più entusiasti. Avere bambini e ragazzini che fanno sport vuol dire avere bambini che arrivano a casa stanchi, non stanchi di aver guardato TikTok o quelle cose lì, stanchi perché hanno fatto quello che facevamo noi, la mia generazione, che era fare i compiti, andare fuori a giocare in cortile fino alle 6 alle 7 di sera, arrivare a casa sporchi. Ai nostri tempi non ti facevano neanche la doccia tutte le sere, andare a letto e il giorno dopo tornare a scuola. Ecco, fare sport vuol dire questo, Vuol dire arrivare a casa sporchi, stanchi. Guardate che per i nostri giovani e per il futuro delle nostre imprese questo è importantissimo. Per cui le imprese devono investire in sport, in sistema sportivo. Lo dico anche da presidente di ANFAO, l'associazione che raggruppa i produttori ottici. Abbiamo la possibilità di mostrarci al meglio, valorizzando al massimo il binomio impresa e territorio, che continua a renderci utili, unici a livello mondiale. Io sono contenta che la presidenza di ANFAO, non perché lo sono io, sia ritornata sul territorio, perché abbiamo ripreso a parlare di fabbrica e di manifattura, cosa che erano diversi anni che forse ANFAO non faceva più. A ulteriore conferma di tutto questo, vorrei mostrarvi in anteprima un brevissimo video sul rapporto tra vista e sport. Sono certo che il video sia disponibile. Non c'è? Peccato. Sandra ci dice forse non è disponibile, vabbè, comunque è un video che sì, no, ma è un video interessantissimo perché ANFAO ha investito, il CDV, il Comitato Difesa Vista, ha investito in uno spot che andrà a livello nazionale, ha investito su cos'è la salute dell'occhio per lo sport e non immaginate quanto sia importante. Quindi salute, vista e sport. Spero di potervelo far vedere. Nei prossimi giorni da Montebelluno a Cortina, attraversando Belluno, il nostro intento sarà dunque quello di creare nuove connessioni e porre le basi di una vera e propria Sport Valley, da lanciare e consolidare proprio grazie all'evento olimpico. Ciò significa mettere insieme nuove energie, nuove competenze, nuovi investimenti, ma soprattutto nuove idee. E oggi gli imprenditori, io sono certa, è questo quello che sanno che dobbiamo fare anche per avere aziende sane. Grazie a tutti. La Presidente sarebbe un'ottima giornalista perché ha condensato in pochi minuti tantissimi dei temi che tratteremo stasera e partiamo con Gianni Frasson, che è il Presidente della Fondazione Sport System, che ogni giorno lavora, benvenuto Presidente, lavora per rovesciare quella bottiglia, farla tornare su. Presidente. Allora, intanto, gentili rappresentanti delle istituzioni, imprenditori e amici presenti a questa prima edizione dello Sport Business Forum, sono molto onorato nel darvi il benvenuto. Sono ancora più onorato del fatto che la prima giornata di questa prima edizione si svolga proprio a Montebelluna, cuore dello Sport System, e ringrazio per questo gli organizzatori, tutte le istituzioni e soggetti che hanno sostenuto e collaborato a questa iniziativa, per aver voluto sottolineare con questa scelta la capacità generativa di questo territorio. Che lo Sport Business Forum parta proprio qui mi sembra un segno forte e un riconoscimento chiaro del valore di questo distretto, nell'aver fatto nascere e continuare a far crescere quello che oggi viene definito Sport System.
Il distretto dello Sport System è un territorio che si estende in soli 335 km². Immaginate il corrispondente di un quadrato di appena 18 x 18 km. Questo territorio, che copre appena 16 comuni e ha una popolazione di 120.000 persone, è ufficialmente riconosciuto come distretto produttivo industriale con legge regionale dal 2014. Ebbene, questo territorio, il distretto dello Sport System di Asolo e Montebelluna, oggi raccoglie oltre 750 sedi produttive, occupa 8.000 persone e genera un valore della produzione di 3.600 milioni di euro ed esporta in tutto il mondo. Le origini di questo distretto si fanno risalire almeno agli inizi dell'Ottocento, segno di un'attività produttiva già radicata da oltre 2 secoli. Da allora abbiamo fatto tanta strada nel nostro territorio, si sono affermati brand riconosciuti in tutto il mondo, abbiamo fatto calzare i nostri prodotti ai più grandi sportivi in tantissime discipline sportive. Questo grazie a un saper fare, delle competenze e delle attitudini che si ritrovano solo qui e che costituiscono il DNA non solo delle nostre aziende più grandi, ma anche delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane che sono l'ossatura del nostro distretto e che sono di aiuto e supporto anche ai brand più conosciuti. Così oggi avviene addirittura che i più grandi marchi internazionali, da Nike ad Adidas, vengano proprio qui ad apprendere un know-how tecnico unico. Scusate, ma ho dovuto prendere degli appunti. Io sono un imprenditore dello Sport System, con il privilegio di rappresentare anche il presidente della Fondazione Sport System, un ente che si occupa proprio di valorizzare il patrimonio materiale e immateriale del nostro distretto, rafforzare e valorizzare la cultura e l'identità di questo territorio. Come raggiungiamo questo obiettivo ambizioso? Con un fitto programma di attività, con attività di formazione, con la nostra Factory Innovation School formiamo le figure tecniche più richieste dalle nostre imprese, aiutando i nostri talenti a esprimersi e le nostre aziende ad acquisire competenze indispensabili per affrontare le grandi sfide globali, con workshop ed eventi per manager e imprenditori sui temi della sostenibilità, dell'innovazione, dell'intelligenza artificiale, con il ruolo attivo in progetti finanziati come Recycling Your Boot del gruppo Tecnica per la disseminazione e la replicabilità sul territorio delle esperienze più significative, con la partecipazione ad eventi di riferimento per l'economia dello sport, quale questo Sport Business Forum, a cui siamo onorati di prendere parte, con la valorizzazione del nostro patrimonio museale, il Museo della Fondazione Sport System, uno tra i pochi musei di distretto in Italia, attualmente in fase di riallestimento, che riaprirà a dicembre con un'esperienza multimediale del tutto nuova. Inoltre, in collaborazione con il Ministero degli Esteri, per un museo itinerante nelle varie ambasciate, per avvicinare le persone e i giovani in particolare, collegando la nostra storia al nostro futuro. Come possiamo fare tutto questo? Grazie al supporto di tanti partner, per primi le aziende partecipanti e un gruppo estremamente coeso e motivato di persone, imprenditori, professionisti, collaboratori che lavorano insieme ognuno per le proprie competenze, per un grande progetto comune e desidero cogliere l'occasione per ringraziare davvero tutti quanti. Voglio ora concludere questo mio intervento permettendomi di lasciare una traccia di riflessione per le nostre scelte future. E riprendo alcuni dei temi che sono stati appena presentati. Qui mi sorgono spontanee 2 domande. La prima: chi svilupperà i prossimi progetti e i nuovi prodotti e le nuove tecnologie? La risposta mi viene abbastanza facile.
Credo che gran parte continuerà a passare per il nostro distretto, ma a una condizione, a condizione che continuiamo a investire in ricerca e sviluppo. Su questo le imprese e anche la Fondazione faranno la loro parte, ne sono certo, investendo sull'innovazione, sulla formazione, per far evolvere e prosperare ciò che il nostro distretto ha da sempre nel suo DNA. La seconda questione però è un po' più impegnativa. Chi produrrà questi prodotti e queste tecnologie? L'Europa, l'Asia, altri paesi? Sappiamo tutti che non possiamo vivere solo di ricerca, ma dobbiamo anche produrre una parte di queste nuove idee per rimanere leader. Qui si dovranno sempre trovare l'eccellenza e la qualità che ci distinguono. Il nostro non è solo un obiettivo imprenditoriale, abbiamo anche una responsabilità morale, per citare un carissimo amico Lorenzo Deladio, nei riguardi di un territorio da cui derivano i nostri successi. Parte della manifattura deve rimanere in Italia e in Europa, serve all'economia ed è strategico non perdere questa attitudine, che tutti vorrebbero avere nelle loro regioni. Dobbiamo dare valore al nostro prodotto e al nostro distretto. Dobbiamo promuovere la nostra immagine agli addetti ai lavori, ma anche al cliente finale e spiegare perché scegliere noi, la nostra competenza, il nostro prodotto, la nostra tecnologia e la nostra innovazione. Concludo con una provocazione per i nostri giovani e per quelli che qualche volta perdono la fiducia leggendo alcuni articoli dei giornali e abbiamo sentito prima quali saranno i nostri problemi in futuro. Milano è qui, l'America è qui. Il futuro ce l'abbiamo in Veneto. Certamente fare esperienze in altre città o paesi va benissimo, ma dopo tornate nella vostra terra, che ha radici profondissime per dare vita al vostro futuro. Grazie ancora a tutti voi. Grazie Presidente. Grazie. E a proposito di futuro, ricordo a tutti la giornata di domani a Longarone, alla Fiera di Longarone, dove la Confindustria Dolomiti Belluno Dolomiti ha organizzato una giornata speciale con tantissime imprese che si occupano di materiali innovativi, ricerche innovative, e sarà un'occasione splendida per incontrare tante start-up che lavorano proprio sul futuro. Un saluto, non ha potuto essere qui con noi Mario Pozza e chiamiamo allora Silvana Manica della Camera di Commercio di Treviso Belluno per un saluto, che è uno degli enti che organizzano questo, che collaborano a questo il nostro evento. Buonasera dottoressa. Buonasera a tutti. Allora, io sono qui e porto i saluti del Presidente Pozza, che è stato trattenuto da altri impegni. Come è stato detto all'inizio, la Camera di Commercio è tra gli enti che ha contribuito a realizzare questa iniziativa, perché crede molto in questa, diciamo così, volontà di creare rete, fare sinergia e appunto arrivare a dei progetti, a delle idee, a delle iniziative che facciano delle Olimpiadi ormai alle porte un'occasione unica per il territorio. Il nostro territorio, come sapete, diciamo così, si fonda proprio sul distretto dello sport system, sul distretto dell'occhialeria, ma grazie alle Olimpiadi potrà appunto, diciamo così, venire proprio alla ribalta, salire sul palcoscenico, essere visto da miliardi di persone, come è successo nelle precedenti edizioni dei Giochi Olimpici, e quindi questa vetrina, questa occasione non può essere persa. La Camera di Commercio già appunto sta lavorando in questa direzione con altre iniziative, in particolare l'iniziativa Generazione 2026, che è stata appunto di recente conclusa nella terza edizione, ma che già appunto guarda alla quarta edizione. E anche in quel caso si voleva appunto proprio diciamo così, dare voce, dar valore a quel connubio tra lo sport, la cultura e l'imprenditorialità, perché appunto lo sport è un elemento su cui basare proprio l'economia, su cui fondare l'economia, e può appunto attrarre con le grandi manifestazioni non solo turisti, ma anche promuovere, appunto, e queste occasioni appunto servono proprio per promuovere l'economia del territorio, portare nel mondo le nostre eccellenze, rendere ancora più grandi i nostri marchi, i nostri brand.
In quell'occasione di Generazione 2026 abbiamo fatto arrivare sul territorio i delegati di ben 130 paesi esteri che hanno potuto proprio assaporare i nostri piatti, guardare i nostri panorami, fare visita alle nostre aziende, parlare direttamente con i nostri imprenditori. Abbiamo cercato di fare rete, dibattito e comunque anche appunto in quel caso si voleva proprio promuovere le produzioni, le eccellenze, le bellezze del territorio e fare in modo che il Made in Italy fosse sempre più appunto conosciuto e apprezzato all'estero. Quindi ecco, io auguro a questa iniziativa a nome del Presidente una ottima riuscita. Spero appunto che i propositi vengano portati a termine, perché è importante cogliere questa occasione delle Olimpiadi proprio per dare maggiore vigore, maggiore slancio a quella che è l'economia del nostro territorio. Vi saluto, vi ringrazio, buon proseguimento. Grazie e benvenuta con noi. Lo conoscete tutti, Alberto Zanatta è vicepresidente vicario di Confindustria Veneto Est ed è l'altro dei grandi promotori di questo evento. Buonasera Presidente, benvenuto. Buonasera a tutti, buon pomeriggio. Innanzitutto è un piacere vedere una sala così gremita. Qua a Montebelluna, come diceva il buon Gianni, è un orgoglio riportare l'attenzione in questo distretto per parlare di sport, ma per parlare anche di economia dello sport. Sono qui oggi in duplice veste, ora diciamo con il cappello di Confindustria Veneto Est, in quanto Leopoldo Destro è impegnato in un altro intervento a Venezia e quindi porto i saluti da parte sua e poi diciamo nella seconda parte mi siederò con altri imprenditori per un confronto e un dibattito sui temi che ci porrai tu Luca. Quindi porto il saluto ai Confindustria Veneto Est del Presidente Leopoldo a questo incontro inaugurale del primo Sport Business Forum che punta a diventare il grande evento in Italia dedicato all'economia dello sport in prospettiva dei Giochi Olimpici. La nostra associazione è partner con Confindustria Belluno Dolomiti e con il gruppo Nord-Est Multimedia, che ringrazio chiaramente molto. Ringrazio sentitamente anche le istituzioni e tutti i soggetti che hanno creduto in questa iniziativa e che sono appunto la Regione Veneto, la Camera di Commercio Treviso e Belluno, il Comune e la Provincia di Belluno, la Fondazione Diemo, già citata prima, la Fondazione Milano Cortina 2026 e qua con un po' di ola diciamo anche la Fondazione dello Sport System e Assosport al tempo stesso diciamo come complementarietà della rappresentanza dello sport non solo nel nostro territorio locale, quindi come Fondazione Sport System, ma anche a livello nazionale come Assosport. Questa prima edizione del Festival si inserisce nell'ambito del riconoscimento del Veneto quale Regione Europea dello Sport sul 2024, per cui la Regione è partner del progetto. Verrà presentato un programma con più di 40 eventi, con la presenza di grandi campioni dello sport italiano, rappresentanti delle federazioni sportive, scrittori e soprattutto vi saranno molti giovani universitari nell'ambito del progetto Sport Academy. Lo sport è nel nostro territorio, oltre che una risorsa formidabile per la crescita delle persone e della comunità, un'importante risorsa economica. Con il maggiore distretto europeo della calzatura e delle attrezzature sportive che proprio qui a Montebelluna ha il suo baricentro. Siamo nella capitale mondiale dello sport con la più grande concentrazione di marchi iconici dello sport. Questa forse è anche una grande differenza tra questo distretto e molti altri distretti dove questo distretto vive con i marchi. Quindi non è un distretto che si è in qualche modo impoverito e ha perso la forza dei marchi, ma anzi li sta valorizzando e li facendo crescere. Confindustria Veneto Est ha investito anche direttamente nello sport e come piace così sottolineare che è l'unica associazione industriale in Italia ad avere creato Assindustria Sport, nata a Padova e ora presente anche a Treviso, Rovigo e Venezia. Quindi disponiamo di un grande asset industriale e territoriale che bene si combina con i grandi eventi, a partire dalle prossime Olimpiadi di Milano e Cortina che caratterizzeranno chiaramente quest'area. Sono molteplici
le dimensioni dello sport, l'abbiamo citato anche prima, partendo dal suo ruolo insostituibile della formazione fisica e psicologica delle persone, nella trasmissione dei valori di lealtà, di spirito di squadra, di empatia, di giusto spirito competitivo, ma anche di capacità di accettare i propri limiti e di impegnarsi per migliorarli. Valori e competenze essenziali anche nel lavoro, oltre che nella propria vita personale. Il territorio veneto e quello di Confindustria Veneto Est e di Confindustria Belluno Dolomiti sono una riconosciuta eccellenza con le società sportive e con molti atleti e squadre ai vertici nazionali ed internazionali. Accanto a loro migliaia di associazioni, spesso su base volontaria, che promuovono la pratica sportiva a tutte le età. Allo Sport Business Forum parleremo di questo, che è la premessa e la prima leva per guardare al valore economico dell'industria dello sport italiana. Come già citato, nel 2022 ha superato la soglia dei 102 miliardi di euro e quindi un importante componente della nostra economia, che genera anche molte opportunità professionali. Confindustria Veneto Est porta a questo progetto il grande asset industriale delle imprese associate dello Sport System, concentrate in particolare nello storico distretto di Asolo e Montebelluna e che trova espressione territoriale nella rinnovata Fondazione Sport System. Quindi nel distretto dello Sport System sono attive più di 750 sedi produttive con 8.000 collaboratori diretti, quindi siamo piccole e medie aziende, una media di 10 per ogni azienda. Le esportazioni raggiungono 1 miliardo 170 milioni di euro l'anno, che portano Treviso ad essere la terza provincia in Italia per export di calzature e la prima per quello di articoli sportivi. Qui sono presenti competenze tecniche e professionali di rilievo assoluto che hanno portato tutte le maggiori aziende internazionali a insediarsi nel territorio e a sviluppare e produrre prodotti iconici che accompagnano i risultati dei più grandi atleti in Italia e nel mondo. Di ciò ne siamo estremamente orgogliosi e continueremo a promuovere il rapporto tra impresa, sport e territorio, connubio vincente e che proprio nello Sport Business Forum troverà da oggi la migliore rappresentazione. Un ringraziamento particolare anche agli organizzatori ed un augurio di buon lavoro per i prossimi giorni, che siano stimolo e confronto per un maggiore e migliore sviluppo economico del territorio. Grazie, grazie Presidente, Luca. Grazie. Come organizzatori chiamiamo qui con noi Paolo Possamai, che è il direttore editoriale del gruppo Nord-Est Multimedia, che ha organizzato tutto questo. Grazie Paolo, benvenuto. Buon pomeriggio a tutti, è un bel vedere in effetti un pubblico così folto, così numeroso. È già stato detto a Montebelluna. Uno degli aspetti cardinali di questo progetto consiste esattamente nel mettere sotto un riflettore un cluster consapevole di sé, ma che fino ad oggi esternamente rispetto a sé poco si è raccontato rispetto al proprio valore. Allora, questo è uno degli obiettivi di questo festival ed è un obiettivo che sta alla voce consapevolezza, cioè diffondere consapevolezza rispetto alla ricchezza che abbiamo ricevuto dai nostri padri. Patrimonio etimologicamente vuol dire questo, cioè una moneta ricevuta da mio padre, e devo essere capace di rendere questa moneta a mio figlio, se possibile anche in forma di interesse. Allora, tutto questo è particolarmente significativo in un tempo in cui questi territori sono alle prese con un aspetto drammatico che si chiama attrattività. Ma l'attrattività ha molto a che fare con il racconto di noi stessi, cioè il marketing, se vogliamo dirlo all'inglese, il modo che abbiamo di dire chi siamo e dove vogliamo andare. Allora, questo festival in qualche modo punta a
costruire consapevolezza, fare animazione economica in conto a un tessuto industriale, a un tessuto manifatturiero che fino ad oggi è stato concepito essenzialmente per singoli fili. Ma tutti questi fili messi assieme costituiscono il tessuto ed è un tessuto straordinariamente forte, straordinariamente vivace, con colori sgargianti che dall'America ci invidiano, ma noi vediamo i tasselli, non vediamo sostanzialmente mai il mosaico. Allora, questo festival anche a questo serve, ma sempre alla voce consapevolezza serve a renderci maggiormente attenti, maggiormente avvertiti sul senso e sul valore sociale dello sport. Quindi è anche animazione culturale. Allora, in questa logica, avere così tanti campioni, così tanti olimpionici, così tanti volti noti o notissimi che circolano nel bellunese è anche un modo per aiutarci a pensare in chiave di futuro, ma un futuro a breve, e cioè alle Olimpiadi. È un modo per svegliare l'attenzione rispetto al corpo sociale relativamente al valore dello sport, che è stato tra l'altro riconosciuto come momento educativo, come fattore di formazione dell'individuo e nel contempo anche come legante sociale, addirittura nella Costituzione in una recente integrazione del testo costituzionale, mi pare articolo 113. Allora, in questa chiave, quindi costruire consapevolezza, si capisce anche come mai nel rapporto con le due Confindustrie NEM si è messa in gioco. NEM non è un acronimo che va a dire NEM profeta in patria per fare un gioco di parole. No, NEM ha nel nome indicato il suo senso, la sua missione, nord-est, cioè noi siamo qui e vogliamo essere un interlocutore dei soggetti vivi di questa società. E vuol dire che vogliamo dare una mano a dare valore a questo territorio, quindi al Veneto, al Friuli Venezia Giulia, un giorno anche al Trentino, perché questo è un pezzo d'Italia che pesa molto di meno di quel che effettivamente vale. E i giornali anche a questo possono servire, i media anche a questo possono servire. Allora, siamo in relazione a questo festival in una logica di costruzione di consapevolezza, dove Nord-Est Multimedia ha anche una sua branch post-eventi che gestisce in modo industriale, quindi non all'ultimo minuto chiami qualcuno che ti possa dare una mano, gli eventi. Questo è uno dei 9 festival che NEM esercita attraverso post-eventi, è un festival al quale crediamo molto e che assieme agli altri attori istituzionali puntiamo a costruire e a far crescere anche negli anni a venire, perché qui dentro c'è anche un pezzo di destino, magari non grande, ma importante pezzo di destino per questa nostra terra. Grazie a tutti. Grazie Paolo. Allora, ve li elenco: fondi europei, turismo, agricoltura, commercio estero della Regione Veneto. L'assessore Federico Caner, lei dovrebbe avere 48 ore al giorno per fare tutto questo. Assessore, benvenuto con noi. Buongiorno a tutti. Grazie, buongiorno a tutti. Noi interessano tutti, ma il turismo direi che potrebbe essere il punto di partenza. Beh, assolutamente sì. Innanzitutto permettetemi di ringraziare, insomma, ovviamente noi partecipiamo a questo evento, ma devo salutare anche coloro i quali, a cominciare da Laurent Berton, Zanatta, tutti coloro i quali hanno messo in piedi questo forum importantissimo al quale noi vogliamo partecipare come Regione, perché crediamo sia strategico per la nostra terra. È fondamentale, io dico sempre che innanzitutto se siamo qua e abbiamo una forza in Veneto che è tale, lo dobbiamo in primis a questi grandissimi imprenditori che sono qui presenti in sala. Il nostro compito a livello di istituzioni è cercare di porre le condizioni
per continuare ai nostri imprenditori, permettere ai nostri imprenditori di continuare a investire. Sport e turismo è fondamentale, lei lo citava nelle mie deleghe. Io tra l'altro tra le varie deleghe, visto che abbiamo anche gli amici della montagna, saluto anche il sindaco di Belluno, ho anche gli impianti a fune, che sono strategici, non soltanto in ottica di Milano Cortina 26 e quindi diciamo nella loro accezione invernale, ma credo siano fondamentali per lo sviluppo della montagna veneta in generale. Io credo molto nel tema degli impianti a fune, qua prima vedevo anche Renzo Minella, con il quale abbiamo lavorato molto quando rappresentava l'ANEF, perché rappresenta anche un modo sostenibile nella mobilità. E qualcuno lo dovrebbe capire, mi rivolgo anche a un certo mondo ambientalista, non a tutti, a un certo mondo, che a volte deve anche capire che noi dobbiamo continuare a sviluppare, a innovare e dobbiamo farlo anche cercando delle alternative. Quindi se un domani vogliamo arrivare anche alla cosiddetta chiusura o limitazione anche di determinati passi alpini, lo dobbiamo fare anche con lo sviluppo degli impianti a fune, che sono fondamentali d'inverno, ma sono fondamentali anche d'estate. Perché? Perché si stanno sviluppando molte discipline sportive legate anche a questo. Penso al tema del cicloturismo, dopo vi darò 2 numeri perché qualcosa l'ho scritto, ma non perché è talmente tanta roba che, credetemi, è anche difficile a volte ricordarsi tutto. Fondamentali, cioè il Veneto è la prima regione da questo punto di vista. Lei ha toccato qui uno dei punti, no? Perché Sì. già si discute di questo e anche il Presidente, che è uno che sa raccontare il Veneto, lo possiamo dire, direi Luca proprio di Zaia, sì. no? Ecco. Sì. Nei suoi lati positivi. Ecco, lei qui tocca già un punto. Lei dice servono anche per affrontare alcuni problemi, si è parlato di sovraturismo, overtourism. Certo. Ecco, quindi che cosa si può fare in questa direzione e che cosa state facendo? Guardi, il Veneto sta investendo molto da questo punto di vista perché è una regione che cresce ogni anno, anche quest'anno più 2,2%, i dati fino a luglio, oltre 70 milioni di presenze turistiche. Io credo però che noi più che puntare sui numeri dobbiamo puntare sulla qualità del turismo che vogliamo nel nostro territorio. E quindi la sostenibilità diventa fondamentale nelle città, penso a Venezia e Verona in particolare, ma anche nelle montagne. Le montagne, guardate che quest'estate è stato boom di presenze turistiche. Dopo il Covid, tutto il tema del turismo rurale, diciamo all'aperto, ha avuto uno sviluppo incredibile. Noi lo vediamo anche dal tipo di strutture turistiche. È cresciuto molto, diciamo, non soltanto l'aspetto alberghiero che ha tenuto, ma soprattutto all'extra alberghiero, con punta del più 30% di crescita. Significa che la gente ha bisogno di ruralità, ha bisogno di vivere la natura, di vivere in maniera connessa a tutto ciò che le esperienze del nostro territorio danno. Lo sport, insieme all'enogastronomia, la cultura e la natura, aiutano a far questo. Quindi sulla sostenibilità nelle città dobbiamo lavorare molto sulla gestione dei flussi turistici. Lo dobbiamo fare. A me non spaventa, per esempio, il fatto che si mettano anche delle limitazioni in entrata. Guardate, lo fa tutto il mondo, quindi non scandalizziamoci se uno deve pagare 5 euro, 10 euro o semplicemente scrivere in un sito quando ha intenzione di andare a visitare Venezia o Verona, ma questo arriverà anche sulle montagne. Penso al tema delle 3 cime, no, di Lavaredo, cosa è successo, è stato incredibile perché c'erano code di macchine, ecco perché le dicevo, sono partito col tema degli impianti a fune. A me la montagna sta particolarmente a cuore, è diciamo la mia seconda casa, sono uno sciatore incallito, infatti saluto Zanatta anche per questo, in qualità di produttore di materiale da sci, ed è fondamentale pensare all'impianto a fune per l'inverno ma anche per l'estate. Guardate, i nostri rifugi si stanno sviluppando anche d'estate grazie anche a tante iniziative che si fanno legate anche e qui vengo un altro tema che io gestisco, che sono i fondi PORFES, sono fondi europei che lei ha citato prima, che noi utilizziamo per creare nuovi prodotti turistici. E grazie a questo devo dire che il bellunese negli ultimi anni ha risposto molto bene, creando club di prodotto e inventandosi qualcosa di nuovo anche in montagna. Allora il tema della sostenibilità secondo me può funzionare anche perché se vogliamo togliere le auto insomma, dal nostro territorio, auto, moto, quant'altro, dobbiamo creare delle alternative, perché altrimenti l'altra alternativa è far morire la montagna. E penso che su questo siamo tutti d'accordo, perché
Dopo il 2026 noi cosa dobbiamo aspettarci da questo pacchetto che io da sciatore come lei condivido con grande gioia, cioè quello degli impianti? Cioè noi dobbiamo aspettarci che da adesso al 2026 e poi dopo verranno mantenuti in corso dei programmi di investimento su queste infrastrutture? Assolutamente sì. Innanzitutto noi penso che questa, diciamo, legislatura abbia in tutto, diciamo, il panorama degli ultimi anni previsto circa una trentina di milioni di euro di investimenti già tra l'altro assegnati a molti impiantisti che hanno già sviluppato i propri comprensori. Poi noi abbiamo un sogno nel cuore, ma non è tanto un sogno, nel senso che in parte è già finanziato, 33 milioni di euro investiti e previsti nel programma nazionale del PNRR, dove andremo anche a cercare di fare i collegamenti tra i comprensori. Ecco, l'ottica del collegamento non è solo per creare la più grande area sciabile d'Europa, ma è proprio nell'ottica di dire che un domani uno arriva con l'auto nello Zoldano o nel Civetta e si collega a Cortina tramite gli impianti a fune. Togliamo le auto di mezzo, perché altrimenti io sento parlare sempre di chiusura dei passi alpini perché creano inquinamento, creano tantissime situazioni, ma non diamo un'alternativa. E l'alternativa è lo spopolamento. I ragazzi se ne vanno, perché stiamo discutendo di sport, ma il vero problema è che i giovani dalla montagna scappano perché non ci sono alternative. E quindi su questo dobbiamo cercare di creare delle situazioni, noi insieme agli imprenditori, che permettano alla gente di andare a lavorare in montagna con un'attenzione sicuramente al rispetto ambientale, perché guardate che su questo non si transige. Quando possiamo aspettarcelo l'avvio di questo progetto di collegamenti fra i valichi? Allora, noi intanto la bella cosa è che abbiamo già messo i soldi a disposizione, sono già stanziati, non sono poca cosa, 33 milioni di euro, si parla di un progetto di circa 60, stiamo già facendo anche lo studio di fattibilità, adesso devo discutere anche con i sindaci perché giustamente il territorio deve essere anche d'accordo quando si fanno scelte di questo tipo e su questo avrò bisogno anche di tutto, diciamo, il supporto anche del settore imprenditoriale bellunese, ma io ci credo veramente perché ci sono le condizioni di farlo. Anche dal punto di vista ambientale abbiamo studiato tutte le possibilità, quindi non andiamo a fare scempi naturali, ma passiamo lì dove è possibile farlo. Certo bisogna farlo cum grano salis, come dicevano i latini, quindi insomma con un po' di attenzione particolare, perché l'idea è proprio quella di creare un qualcosa in più, ma con un'attenzione particolare alla montagna. Ecco, dopo, se mi permette, io mi sono focalizzato su questo perché insomma ho visto Laurent Berton, ho visto il sindaco di Belluno, ho tanti bellunesi e quindi so che questo è un tema importante. Il tema del cicloturismo è fondamentale. Guardate che noi siamo la prima regione turistica d'Italia e Saremo i primi... poi il presidente di Fantech Motor. Sì, qui, sì, quindi, ecco, insomma, abbiamo 56 milioni di cicloturisti in Italia, quindi quasi il 20% delle persone che vengono in Italia a visitare il nostro paese che lo fanno con un'ottica legata al cicloturismo. La Regione Veneto è la prima all'interno di questo. Attenzione che il cicloturista, intanto è un turista che è attento al tema della sostenibilità, è un turista alto spendente, quasi il doppio rispetto a un turista normale, quindi stiamo parlando di un quarantenne e un cinquantenne che a volte viene con famiglia, spende mediamente dai 95 ai 105 euro al giorno a fronte di una media di 56 euro di un turista normale. Quindi quando discutiamo, per esempio, non puntiamo sui numeri, che siamo fortunatamente una regione che ne ha già tanti, ma puntiamo sulla qualità del turista. Il cicloturista poi si ferma, mangia, vuole l'enogastronomia particolare, di qualità, va alle visite culturali naturalistiche, quindi si ferma nei musei, nelle città, cioè se mi permettete è un turista evoluto che molto spesso viene già informato. Ecco, il lavoro che noi dobbiamo fare è questo e anche sul tema della comunicazione, l'idea che ha avuto anche il Presidente Zaia, insieme sviluppata con me, dei Venetor Creators, se voi guardate i social nostri, lei prima citava TikTok, io sono d'accordo con Lorraine che ai giovani dobbiamo dare alternative, lo sport è fondamentale perché non si devono imbacuccare, come diciamo in Veneto, di fronte ai social, però... Mia figlia, ecco, esatto. Non ci sto riuscendo. No, però dobbiamo anche, però noi stessi che facciamo turismo e facciamo marketing non possiamo prescindere dai social. Sui social però dobbiamo raccontare cose vere, reali, giuste e corrette e con i Veneto Creators, per esempio, questo l'abbiamo fatto, persone che conoscono il territorio e lo stanno sviluppando. Stiamo sviluppando tante piste ciclabili, stiamo sviluppando molti percorsi a piedi, per esempio. Beh, l'ultima è stata anche le colline di Cogliano Valdobbiadene, i 50 chilometri previsti, ha avuto un boom, abbiamo avuto crescite oltre il 10%, quindi
Quando ci sono idee, quando c'è progettualità, e lo dico anche ai tanti imprenditori, soprattutto ai giovani, guardate che con i fondi europei chi crea un nuovo prodotto turistico ha il 70% a fondo perduto. Cioè, non stiamo parlando di banalità. Perché il tema poi è anche cercare di inventarsi qualcosa di nuovo. Io lo dico sempre ai ragazzi, dico guardate, noi come istituzioni ci siamo, vi possiamo dare l'aiuto economico, vi possiamo guidare, vi possiamo dire dove sta andando il mondo, ma poi l'idea imprenditoriale deve venire dall'imprenditore, cioè non è compito dell'istituzione regionale. Noi abbiamo il compito di porre le condizioni. Ecco, noi abbiamo una valanga di iniziative, anche quest'anno 2024, di mondiali. Prima avevo visto, scusate se lo cito, ma il sindaco di San Vendemiano mi viene in mente perché per esempio in questa finanziaria, col famoso aumento dell'IRAP che abbiamo messo, che è minimale, raccogliamo circa 55 milioni di euro, e lì dentro abbiamo messo il finanziamento del velodromo, alle bandie di 3 milioni di euro, quindi il tema anche qui di fare ciclismo su pista è fondamentale, perché citavo Dussin, lui lo voleva fare a San Vendemiano, ma devo dire che da diciamo, parlamentare è stato colui il quale ci ha creduto per primo, e se oggi arriveremo ad avere l'impianto nel Trevigiano, prima provincia ciclistica d'Italia, un merito è anche suo. Poi non l'abbiamo portato a San Vendemiano, lo portiamo alle bandie, se no Mosole, Sarrabbia, lo conoscete voi tutti, no? Ecco. Però insomma l'obiettivo l'abbiamo raggiunto. Grazie Assessore, è stato un vero piacere averla qui con noi. Vediamo un arrivederci per la prossima occasione. Grazie. Allora, a questo punto è il momento degli imprenditori e delle imprese che devono venirci a raccontare i loro punti di vista. Io non sono certo, mi perdoni Assessore, che sia la politica a spiegare agli imprenditori dove va il mondo, perché molto spesso gli imprenditori ci vedono molto più lontano. E quindi è con grande gioia che chiamo il primo dei panel degli imprenditori che saranno qui con noi. No, chiedo scusa, perdonatemi, mi ero dimenticato un pezzo perché avevo il foglio girato male. C'è prima di tutto questo il contributo fondamentale su cui nasce questo Sport Business Forum, che è la presentazione della ricerca fatta dal Centro Studi di Banca Ifis sul mondo dello sport business e in particolar modo sullo sport business nel nostro territorio. E per cui viene qui a raccontarcelo il responsabile del marketing strategico di Banca Ifis, che è uno dei partner di questa nostra iniziativa, Carmelo Carbotti. Buongiorno Carmelo. Le chiedo perdono, ma quando si girano male i fogli... Ecco qua, prego. Sì. Allora, buonasera a tutti, grazie a Nord-Est Multimedia per questo invito e per questo spazio di racconto dello sport system e dello sport system nel Nord-Est. Speriamo di realizzare un po' di quella consapevolezza di cui il direttore Possamai ha parlato. Che cosa racconterò? Racconterò come è strutturato lo sport system, qual è il suo valore, quali sono le sue principali dinamiche, per poi passare a raccontare lo sport system nel Nord-Est. Ovviamente non l'ho fatto davanti a una platea di imprenditori raccontando quanti sono le imprese, quanti sono i giro d'affari, quant'è l'esportazione, perché questi sono dati che voi stessi ci comunicate, ma l'ho fatto raccontando le persone del Nord-Est e quindi la pratica sportiva, guardando agli eventi. Qual è il grande evento globale che l'Italia si approssima ad ospitare? Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, e l'effetto moltiplicativo, l'effetto produttivo di un grande evento, per chiudere con un sistema, un comparto produttivo che non ho chiamato filiera bike non a caso, perché in questo sono d'accordo assolutamente con l'assessore, si parla di bike economy perché ha più anime. Il valore e le dinamiche dello sport system italiano. Allora, è un sistema piuttosto complesso, è una filiera nel senso proprio del termine, perché è composta da 10.000 imprese produttrici, quelle qui rappresentate.
sono chi produce abbigliamento, calzature sportive, attrezzature sportive, veicoli sportivi, cioè tutto quello senza il quale non si potrebbe fare sport. Tutto quei beni che sono indispensabili per dare l'opportunità alle persone di praticare lo sport. Poi abbiamo quello che viene chiamato il core, che sono le società sportive di gestione degli impianti. Beh, l'Italia ne è ricca, stiamo parlando di circa 80.000 tra società professionistiche e società dilettantistiche che producono quasi il 45% del giro di affari. Quindi sono realtà locali, ne vedremo il valore. Abbiamo creato un indicatore sul Nord-Est che ne mostra il valore e il significato, e questo secondo me è importante anche per il decisore pubblico. E infine ci sono i media, ci sono gli eventi, anzi più propriamente il turismo sportivo, cioè tutte quelle attività che vengono scatenate dal fenomeno sport, senza il quale lo sport si potrebbe praticare ugualmente, ma che fanno parte di questa filiera. E da ultimo le esternalità. Che cosa sono? Sono tutti quegli effetti diretti, negativi o positivi, in questo caso positivi, prodotti dal fare sport. La Presidente Berton prima ha parlato di ecosistema e secondo me non l'ha fatta a caso, e le esternalità, cioè la valorizzazione economica degli effetti sociali, di cui si parlavamo prima, che può essere limitata come ogni valorizzazione economica, ma che dà un significato vero e tangibile, ci dice che l'Italia produce quasi 11 miliardi di benefici economici indiretti tramite lo sport. Ecco che è un vero ecosistema. Cosa differenzia un ecosistema da un sistema? L'ecosistema, le singole componenti perseguono i propri obiettivi, ma perseguendo i propri obiettivi danno beneficio anche agli altri componenti del sistema. Questa è la dimostrazione materiale che lo sport system è un ecosistema. Scusate. Quali sono le dinamiche più recenti? Allora, lo sport system è in crescita, ha recuperato ampiamente il gap del biennio pandemico, l'ha recuperato arrivando a produrre oltre il 3%, il 3-4% del PIL italiano, quindi stiamo parlando di un apporto significativo in termini di valore aggiunto, con oltre 100 miliardi, in forte crescita soprattutto delle imprese produttrici. Perché? Perché rappresentanti del Made in Italy, quindi imprese con un posizionamento fortissimo a livello internazionale, e grazie alle esternalità. Perché il valore sociale è un vero valore economico quando poi si trasforma in risparmio, per esempio, di spese sanitarie private o pubbliche, ed è un vero valore economico anche quando noi riusciamo, magari per il tramite dello sport, a reinserire i giovani nel mondo del lavoro piuttosto che a risolvere posizioni di disagio. Tutto questo però non si fa senza strutture. Tutto questo è un risultato di 2.500 società operative in più tra società sportive e società di gestione degli impianti, con oltre 8.000 dipendenti in più. Indispensabile che ci sia una struttura sottostante per creare questo valore. Se alziamo un po' lo sguardo e ci diciamo è tanto, è poco questo valore del 3-4% del PIL, questi 10 miliardi di giro d'affari, 100 miliardi di giro d'affari, sì, sicuramente è un valore significativo, ma è più significativo scomporlo e vedere che in Italia ogni euro di investimento pubblico crea 8 volte di investimento privato. O potremmo dire che il privato investe 8 volte rispetto al pubblico. E tutto questo viene moltiplicato poi per quasi 3, arrivando in questa catena a partire da 1 euro e ad atterrare a 21 euro. Ecco che quei 100 miliardi sono il frutto di un effetto propulsivo importante dello sport. Il significato vero di questo forum. La pratica sportiva del Nord-Est. Allora, ci sono 2 dati che secondo me vale la pena sottolineare. Il primo è quello che vedete qui illustrato sulla destra, ed è la classifica della penetrazione dello sport nella popolazione italiana. Bene, le 4 regioni che noi mappiamo tradizionalmente nel Nord-Est si collocano ai primi posti.
Il Friuli, che è l'ultima di queste 3 regioni, ha oltre 10 punti in più di penetrazione della media nazionale. Questo che cosa significa? Significa benessere per le persone. È gratis? No, non è gratis. Perché il vero motivo non è solo l'effetto trascinamento, ma il fatto che ci sia la possibilità di praticare sport. Ed ecco che ci viene in aiuto il secondo dato. Abbiamo rapportato in Italia i praticanti con le società sportive. Abbiamo un rapporto di quasi 2 ogni 100 praticanti in Italia e diventa un rapporto di quasi 3 nel nord-est. Senza strutture non si fa nulla. Ed è questo il vero valore aggiunto che può dare un sistema locale e un territorio. Ma è sempre stato così o è una fotografia eccezionale? No, se noi mappiamo gli ultimi 23 anni, vediamo che 2 delle regioni da cui siamo ospitati, no? il Veneto e il Friuli, sono stabilmente sopra il livello nazionale. Ecco che il benessere delle persone viene da quegli investimenti di cui abbiamo parlato. Eventi. Parlare di eventi, a nostro avviso, noi come Banca Ifis crediamo che siano fenomeni, soprattutto se ben gestiti, anche dal punto di vista della sostenibilità, e che quindi non creino disagi che portino un valore immediato e differito al territorio. Ora parliamo di un evento, ma in realtà un evento non è altro che una componente di un movimento più grande, che è quello del turismo sportivo. Innanzitutto un miracolo, no? Se siamo il paese dei campanili, Milano-Cortina è effettivamente un'alleanza tra territori. Di questo credo che il complimento vada a tutti voi. Cioè il fatto di aver trovato la possibilità di fare un grande evento globale che va dal nord-est al nord-ovest, ci porta a valorizzare un'area più ampia del paese e anche a combattere con i fatti il fenomeno dell'overtourism, che ormai è sotto i riflettori. Ma tutto questo cosa porterà? Beh, nelle nostre stime oltre 5 miliardi di euro di valore. 5 miliardi e 3. E come lo porterà questo valore? Lo porterà innanzitutto con 1 miliardo e 100 di spesa sul territorio, quella di cui si parlava prima e a cui ha accennato anche l'assessore, con un altro 1 miliardo e 2 di spesa differita sul territorio. Noi quello che siamo andati a fare è fare dei carotaggi tramite delle indagini quantitative anche a livello internazionale e capire il ritorno sul territorio a seguito dell'esposizione mediatica. Diciamo che in Italia giochiamo facile, no? È un territorio, nel nord-est altrettanto, che visto in televisione non può che essere attrattivo. Poi vedremo qualcosa in più. Ma non dimentichiamoci infrastrutture nuove o valorizzate, oltre 3 miliardi. Questo amiamo chiamarlo heritage, perché poi alla fine, sì, è vero, parliamo di impatto, ma sul territorio qualcosa si lascia. Certo, la discriminante è nel progettarlo in maniera efficace con un'ottica di medio e lungo periodo, ma sul territorio si lascia del valore. Perché? Perché tutto questo? Perché noi ci aspettiamo oltre 2 milioni e mezzo di partecipanti. Noi ci aspettiamo che questi non siano solo degli spettatori di un singolo evento, ma dei veri turisti. Infatti la stima è di oltre 3 pernottamenti pro capite. E ci aspettiamo che il turismo sportivo, come il resto del turismo, non si possa più declinare al singolare, ma al plurale. Perché queste sono le prime 6 attività che chi verrà nei vostri territori vuole praticare in contemporanea ad assistere all'evento sportivo, l'enogastronomia, la cultura, una cerimonia a Verona, che cosa ci possiamo aspettare di più? Svago in natura, territori straordinari, e poi le Olimpiadi invernali sono un palcoscenico per gli amanti della natura, benessere, shopping. Le città hanno un beneficio incredibile
dagli eventi sportivi, manifestazioni, fiere ed eventi, questo anche nell'attesa che sul territorio si organizzino tutta una serie di attività collaterali che possano arricchire l'offerta. E poi l'abbiamo detto, valorizzazione di strutture esistenti più che oltre a creazione di nuove strutture che anche i comuni cittadini, non necessariamente gli agonisti, potranno continuare ad utilizzare, sia che siano strutture sportive, sia che siano infrastrutture civili. Vero valore diffuso sul territorio? Bene, tra Nord-Est e Lombardia abbiamo stimato un rapporto di 45 a 55 con dei livelli diversi a seconda di quella che è la dimensione di impatto. Sì, i numeri ci confermano che quindi è una manifestazione di valore diffuso sul territorio. Il nostro Presidente, quando parla di sport, spesso usa questo gioco di parole, valore e valori. Che lo sport sia portatore di valori, questo è scontato. Ma quando oltre che portatore di valori di benessere è anche portatore di inclusione, ecco che viene immediato parlare di Paralimpiadi. Bene, queste le Paralimpiadi, però in questa sede mi piace raccontarle ancora una volta come fenomeno economico. Ne parlavamo prima col direttore Possamai, le Olimpiadi di Parigi ci hanno dato una lezione da questo punto di vista, cioè sono diventate un vero spettacolo sportivo. La nostra stima è che arriveranno oltre 400.000 spettatori per le Paralimpiadi, con 1.200.000 presenze e poco meno di 200 milioni di valore sul territorio. Qui le infrastrutture non sono raccontate perché chiaramente sono le stesse, e quindi questo lo dovete veramente interpretare come valore aggiuntivo e come significato economico di una manifestazione che fino a ieri era meritoriamente di inclusione, ma che adesso ha una sua dignità autonoma anche dal punto di vista di volano economico. E noi italiani dobbiamo andare doppiamente fieri perché, probabilmente molti di voi lo sanno, ma le Paralimpiadi sono nate in Italia con Roma 60. Anzi, sono nate qualche anno prima sugli studi di un medico italiano, Antonio Maglio. I suoi studi, la stampa li ha raccontati con lo slogan senza barriere, che ha studiato l'effetto positivo sulla disabilità del fenomeno sportivo. Io credo che la valorizzazione che ci sarà sulle Olimpiadi invernali di Milano Cortina delle Paralimpiadi sia il degno corollario di qualcosa nato ormai più di 60 anni fa in Italia. Veramente ne possiamo andare fieri. Concludo questo racconto con il primato del Nord-Est nella bike economy. Ovviamente con questo titolo ho già svelato il colpevole. E il colpevole è il Nord-Est. Guardiamo che cosa significa bike economy. Ancora una volta racconto dei numeri per dare dei tips che abbiano un significato. La bike economy è produzione, è turismo in bicicletta, è agonismo e distribuzione e vendita. Guardiamo il primo lato, che è quello, diciamo, della filiera bike produttiva. Due numeri. Il Nord-Est raggruppa dei produttori di biciclette, quindi il prodotto finito, il 42% dei produttori italiani con quasi il 40% del fatturato. Qui il Veneto gioca un ruolo che è storico di avanguardia. Ma guardiamo quello che secondo me dal punto di vista economico ci interessa di più, è la componentistica, perché noi pensiamo alla bicicletta, pensiamo al prodotto finito, qui in Veneto pensiamo alla Colnago che ha vinto il Tour de France e il Giro d'Italia, ma la bicicletta sono componenti di alta tecnologia. Noi italiani siamo all'avanguardia, siamo fortemente importatori, ma siamo anche fortemente esportatori. Perché la sto sottolineando questa cosa? Perché abbiamo fatto un carotaggio, abbiamo cercato di capire ma qual è il valore unitario del pezzo che importiamo rispetto a quello che esportiamo. Noi esportiamo un pezzo che mediamente vale 3 volte quello importato. Quindi tanta tecnologia, tanto valore aggiunto. E qui il Veneto e in generale il Nord-Est la fa da padrone.
quasi il 60% dei produttori di componentistica, con il 75% del fatturato nazionale, che ovviamente significa posizionamento sui mercati internazionali. Tanto cicloturismo. Nel nord-est il 30% delle nostre stime dei cicloturisti italiani con una fortissima attrattività dal Veneto, con il Trentino Alto Adige che in realtà ha un retaggio storico importantissimo e che ha fatto anche, credo negli anni 90, delle normative specifiche sul cicloturismo imparando dalle realtà tedesche, ma il nord-est è assolutamente l'area più scelta. Ma che cosa avverrà in futuro? Abbiamo usato il web per capire adesso che cosa stanno cercando i futuri turisti in bicicletta. Eccoci, le prime 4 regioni d'Italia sono Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia. Cioè stiamo dicendo che nel complesso il 43% di chi si sta programmando il viaggio se lo sta programmando nel nord-est. Agonismo. Perché agonismo? Perché abbiamo parlato di eccellenza. Noi chiaramente non siamo dei tecnici, noi non saremmo in grado di paragonare un sistema frenante con un altro. Però possiamo trovare delle indicazioni importanti. Allora, l'abbiamo fatto sul Giro d'Italia 2023, e poi l'abbiamo rifatto anche sul Tour de France 2024, e ci siamo chiesti quanti dei team che hanno partecipato alla competizione hanno avuto un prodotto italiano? Il 77%. Sul Tour de France 2024 questa percentuale è dell'82%. O una bicicletta, o una componente, sia team di grande storia, come il Belgio, sia new entry, come alcuni paesi dell'Est Europa, dell'ex blocco russo. Il prodotto italiano è il prodotto che va in mano ai top player del ciclismo. Questo significa che l'eccellenza è in Italia. E dove in Italia? Qui c'è un testa a testa tra Lombardia e Veneto. 60% delle bici 40, 33 delle selle 67, ruote, copiruota. Quindi produzione, numeri, qualità, tantissima. Qui mi fermo. Grazie. Grazie a Carmelo Carbotti che ci ha offerto degli spunti che saranno utilissimi per tutti gli incontri dopo. Io le lascio una domanda a cui mi risponderà dopo, però magari. Sì. Perché la penetrazione dello sport fra la popolazione era uguale fra Veneto e Friuli Venezia Giulia prima del Covid e come mai adesso nel Veneto è più alta del Friuli Venezia Giulia, che ha recuperato dopo? Magari me lo racconta dopo, è una grande curiosità. Grazie. Allora, chiamiamo a questo punto, scusatemi per l'errore di prima, scusatemi ancora innanzitutto Carmelo Carbotti, e chiamiamo invece qui con noi sul palco Massimiliano Atelli, che è capo di gabinetto del Ministero per lo Sport e per i Giovani. Lo accoglierei con un applauso. Benvenuto con noi, prego. Se mi lasciate qui ai margini, così questa poi le altre potete... Alberto Baban, che è presidente di Fantic Motor. Benvenuto. Alessio Cremonese, che è presidente, amministratore delegato di MVC Group e vicepresidente di Assosport. Buonasera. Enrico Moretti Polegato, che fa correre la gente con le sue Diadora, presidente di Diadora. Benvenuto, buonasera. Elisabetta Gaspari, che è direttore generale di Wintex Vagotex e vicepresidente di Assosport. La accogliamo con piacere perché molti magari non la conoscono, ma nelle vostre giacche probabilmente c'è il lavoro della signora. Raffaele Zingone, che è condirettore generale e Chief Commercial Officer di Banca Ifis. Benvenuto. Allora, gli spunti che ci hanno lasciato gli interventi iniziali e che
sono poi venuti dalla presentazione di Carmelo Carbotti di Banca Ifis e sono numerosissimi. Io forse partirei da Massimiliano Atelli, perché rispettiamo un ordine alfabetico per semplicità, ma anche perché ha un ruolo importante, nel senso che la politica per suo obbligo è tenuta a guardare oltre gli eventi, e qui ci dicono che le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 possono lasciare una eredità importante. Che cosa noi stiamo facendo oggi, che cosa stanno facendo le istituzioni per far sì che questa eredità venga sfruttata appieno? Allora, buonasera a tutti, ringrazio anch'io gli organizzatori dell'invito, perché si tratta di un'occasione importante per ascoltare e anche per comunicare alcune informazioni. Porto ovviamente il saluto del Ministro Abodi, che in queste ore è impegnato proprio tra Milano e Cortina nei sopralluoghi che periodicamente ha deciso di fare per poter invertire un po' il modo di seguire la realizzazione di questi eventi, non assumere informazioni da lontano, ma andare a vedere nei cantieri che cosa sta succedendo. In effetti molto abbiamo ormai già ascoltato. Io credo, diceva anche l'assessore regionale, qual è esattamente il ruolo delle istituzioni, e c'è nelle sue parole un punto al quale io mi aggancerei molto volentieri. Credo che Olimpiadi Milano-Cortina siano nel rappresentare l'evento ormai, diciamo, ravvicinato dal punto di vista del tempo, che sta impegnando un intero paese, vorrei dire, insieme ai territori più direttamente interessati, in uno sforzo ragguardevole per riuscire ad essere quello che nelle intenzioni voleva essere sin dal principio. Ci sta aiutando anche a mettere insieme però un modo di vedere le cose che, partendo anche da occasioni precedenti, mi riferisco a quelle di Torino, alle Olimpiadi invernali di Torino, ci spingono a prestare attenzione fondamentalmente a due aspetti. Il primo, credo che diventi molto importante ormai acquisire consapevolezza della indispensabilità di non guardare all'aggiudicazione di un grande evento sportivo, che significa tutto quello che da ultimo il rappresentante di Banca Ifis ci ha ben spiegato, costruendo soltanto dopo l'aggiudicazione, dopo l'avvenuta aggiudicazione, quella pianificazione strategica e quella pianificazione organizzativa che è davvero necessaria per poter arrivare senza il fiatone, vorrei dire, a Dama. Proprio per questo, appena prima dell'estate, il Governo ha approvato una norma che disegna finalmente una cornice all'interno della quale tutto questo deve avvenire. Il momento clou è il momento dell'aggiudicazione, non quello che viene dopo l'aggiudicazione. Le cose devono cominciare prima, occorre avere una visione di sistema che comincia e si traduce nello stesso atto di candidatura, allo scopo di rappresentarsi anticipatamente non soltanto quello che deve accadere per arrivare all'evento, ma quello che deve succedere dopo. Tutto va pianificato con sufficiente anticipo, anche per fare delle scelte di declinazione della distribuzione delle manifestazioni, della distribuzione degli interventi, anche del modo di realizzare gli interventi che consentano di ottenere il massimo del risultato possibile, da ogni punto di vista, non soltanto, diciamo, dal punto di vista della sostenibilità finanziaria, ma anche dal punto di vista della sostenibilità territoriale e di quello ambientale. L'altro tema è, diciamo, rappresentato da due aspetti che sono intimamente legati all'economia dello sport, al centro di questa prima edizione dello Sport Business Forum. La prima è rappresentata dalla circostanza che le prime infrastrutture sportive sono infrastrutture naturali. Probabilmente si può pensare di fare sport invernale, ma non contando soltanto su neve artificiale, c'è bisogno di neve naturale. Allora, dobbiamo capire se gli allarmi che sono stati lanciati negli ultimi tempi, la marmolata sparisce completamente, il ghiacciaio da qui al 2040, che tema ci pongono, che responsabilità evocano, responsabilità certamente che
non possono essere affrontate se non in una logica di mettere insieme pubblico e privato, perché naturalmente il pubblico ha una responsabilità primaria, le montagne sono un patrimonio dei territori, della gente che ci abita, del paese che le ospita, ma naturalmente quelle montagne rappresentano anche l'occasione su cui cresce un'intera industria, che è quella della neve e dello sport invernale. E allora dobbiamo porci il problema di gestire questa situazione con i mezzi che abbiamo, anche con le nuove tecnologie. Io ho avuto alcuni anni fa l'occasione di conoscere, lo dico in termini diciamo poco protocollari, un ghiacciaiologo, cioè una persona che, un infermiere dei ghiacciai, fa un lavoro straordinario, che oggi è reso ancora più efficiente grazie alla ricerca e all'innovazione delle imprese che realizzano i teloni con cui si mettono a dormire i ghiacciai. Ovviamente questa non è l'unica soluzione, non è l'unica risposta, ce ne sono altre, però dobbiamo rappresentarci il tema che non è pensabile alimentare un'economia dello sport e un'industria dello sport invernale lavorando solo su neve non naturale, questo non è possibile. L'altro tema ancora, che non ha a che vedere con gli sport invernali ma con gli altri, c'è in questo momento un tema molto delicato, proprio in queste settimane, è stato approvato da pochi giorni in Consiglio dei Ministri un decreto legge sulla questione che diciamo nella percezione diffusa e anche nella resa giornalistica è un po' riassunta dall'espressione balneari. L'equazione balneari va molto oltre le spiagge, in particolare le spiagge dove si prende il sole, riguarda ovviamente quelle che sono infrastrutture sportive naturali come mare, fiumi, laghi, su cui insistono tantissime delle società sportive che venivano in qualche modo censite nel documento preparato da Banca Ifis. E in questo momento c'è una situazione di cui noi ci siamo fatti carico prendendo una posizione chiara sin dal Consiglio dei Ministri della scorsa settimana. La direttiva comunitaria Bolkestein, che sarà penso nota a molti, è una direttiva che contiene un inciso, un considerando, che tende a separare la traiettoria delle infrastrutture indispensabili per fare sport, quelle in concessione ovviamente, dal resto, in modo tale che, come dire, a prima lettura e con buon senso si dovrebbe arrivare alla conclusione che non è il caso di mischiare le mele con le mele restano mele e le pere sono le pere. In realtà ci siamo accorti che a livello comunitario si tende invece a mischiare le mele con le pere, c'è quindi la necessità di, come dire, di rappresentarsi che non sarà un affare né semplice né breve, ma c'è un pezzo di economia dello sport che è intimamente legato alla sorte di questa questione, che il governo ha deciso di affrontare diciamo, con energia e dal punto di vista tecnico, ma è chiaro che dobbiamo evitare, e non mi pare proprio che Sport Business Forum, da quello che ho ascoltato finora, corra il rischio di avere una visione troppo riduttiva che dimentichi che ci sono tutte queste questioni sul tavolo, tutte queste questioni da affrontare, che hanno bisogno di risposte evidentemente da parte delle istituzioni, della politica, del settore pubblico, ma che certamente investono la sorte dell'industria dello sport, dell'economia dello sport, e per il quale anche l'economia dello sport può fare moltissimo. Inutile dire che, per citare solo un caso, alcune delle aziende che fanno ricerca avanzata, che fanno tecnologia, che realizzavano alcuni elementi delle coperte con cui si mettono a letto i ghiacciai, per così dire, sono aziende che fanno parte esattamente di questo comparto, perché sono le stesse che realizzano componenti di attrezzature sportive, di prodotti sportivi, di articoli sportivi. Ecco, io credo che sia questa la cornice generale con cui ci dobbiamo misurare. Ci sono almeno 4 grandi macro temi, all'interno dei quali ci sono i grandi eventi come Milano Cortina, ma c'è poi anche il quotidiano, quello diciamo, che riempie il tempo tra un grande evento e l'altro. Tutto va costruito diciamo, per tempo, in modo da non arrivare col fiatone e non sottovalutando quello che ci siamo già ritrovati e che dobbiamo fare in qualche modo di tutto per tenerci. È una questione che riguarda ovviamente diciamo, il lato finanziario, il lato sportivo, il lato economico, il lato ambientale.
occorre creare una cultura prima di tutto e poi situazioni come questo forum, per tenere insieme in una visione unitaria questi aspetti. Pensare di poter affrontare questa sfida con visioni parcellizzate o atomistica significa averla già persa. Grazie Massimiliano Atelli. Alberto Baban non ha certamente avuto una visione riduttiva quando con il gruppo di imprenditori riuniti in Venetwork ha pensato: ma perché non risolleviamo dalle sue sorti la Fantic Motors? Ecco, il progetto è riuscito, ha avuto grande successo e adesso le biciclette. Cosa le dicevano quei numeri quando presentati da Banca Ifis, quando diceva il potenziale del sistema della bicicletta? Perché avete scelto di farle e quali sono le prospettive in questo campo per voi? Beh, sì, allora diciamo che sono numeri decisamente interessanti, anche che costruiscono un elemento di tendenza, anche se ovviamente, per dire la verità, fare le analisi in questo periodo storico economico è veramente molto complesso, perché noi arriviamo dal pre-Covid, il durante Covid e il post-Covid, dove il mondo è cambiato e sta cambiando in maniera radicale, e quindi se vogliamo parlare per esempio dell'elemento che è stato interessato, quello delle biciclette, c'è stato un boom spaventoso nel post-Covid, poi adesso in questo momento il mercato chiama ancora, però il mercato della produzione invece si è completamente rallentato. Quindi questo non sta a significare che abbiamo la speranza che si riposizioni, perché per esempio noi abbiamo anche un altro marchio storico di biciclette che è Bottecchia, e il ciclo muscolare per esempio invece non ha subito lo stesso rallentamento dell'e-bike. Però nell'elemento di tendenza mi ritrovo completamente e penso che sia una idea di futuro, cioè il cicloturismo o l'espressione comunque di una bicicletta che può fornire anche alla persona non super sportiva, non super allenata, il percorso. Per esempio abbiamo raccontato le montagne non sarebbero accessibili a tutti se non ci fosse l'e-bike. Ma infatti Adige è determinato dal fatto che la San Candido Lenza è tutta in discesa e poi c'è il treno per tornare su. Sì, quello dell'e-bike è assolutamente impressionante, tanto perché è un fenomeno concentrato in un arco temporale veramente molto breve, cioè l'e-bike non esisteva qualche anno fa, non 10 anni fa, qualche anno fa, e la sua espansione è incredibile, come l'elemento per esempio che è una bicicletta molto tecnologica, perché ovviamente la bicicletta muscolare è arrivata alle super performance che hanno in sé ovviamente la caratteristica per esempio del materiale, cioè il carbonio per esempio per la leggerezza del telaio, e siamo arrivati all'estremizzazione su ovviamente anche della parte tecnologica che è meccanica. La bicicletta elettrica, compensare la parte elettronica con il motore è una cosa decisamente complessa. E per esempio, sempre per restituire con molta onestà il racconto sulle statistiche, molta componentistica dell'elettronica non è italiana. E questo è un altro elemento che racconta per esempio che cosa sta succedendo in questo mondo molto strano che sta subendo grandissimi cambiamenti, dove c'è una grande regionalizzazione delle produzioni, c'è un possibile reshoring con una grande complessità, perché per esempio l'elettronica ha un elemento in sé di nuovo di lettura difficile, perché stiamo parlando della microelettronica, quindi passando da un chip all'elettronica diciamo un po' più facile da eseguire, ma la grandissima componentistica arriva dalla Cina, inutile che ce lo nascondiamo. Noi abbiamo 10 aziende nel settore dell'occhialeria, quindi mi ritrovavo quando raccontava l'altra Valley, che è quella dell'occhialeria, la Presidente Berton, e l'occhialeria che nasce qui, in buona sostanza, e che è ancora più distrettuale, perché l'occhialeria è proprio praticamente ai confini, è in Veneto in buona sostanza, mentre nel distretto dello Sport System è giusto definire l'Italia perché ce ne sono tanti di distretti, ma l'occhialeria è veramente fortemente distrettuale. Però ha vissuto dei momenti di espansione all'estero con le produzioni, è rimasta una buona parte di know-how di Made in Italy, ma sproporzionata rispetto a quello che è stato lo sviluppo all'altra parte dell'oceano. Quindi l'elemento nuovo è: a me piace la lettura analitica, ma devo trasferirla nella proiezione, perché l'imprenditore deve fare questo. C'è sicuramente una buona tendenza, io la vedo da questo punto di vista, anche se in questo momento c'è una situazione difficile,
Siamo presenti anche nel settore dello sci alpinismo con 2 società qui a Montebelluna, anche nelle calzature con la società Astra, quindi insomma capiamo che effettivamente è difficile adesso costruire, normalmente si segmenta un mercato e si vede se c'è una piccola tendenza in salita o una piccola tendenza in discesa, ma qui il mercato sta facendo dei saliscendi che è veramente complicatissimo seguirli. Quindi riassumendo nella logica, le proiezioni sono per forza interessanti, soprattutto dal punto di vista consumer, quindi dal punto di vista dell'utilizzatore. Nel prossimo tempo avrà una complessità perché il mondo si sta complicando. Ci sono proprio delle barriere totali da questo punto di vista, di fornitura, di complessità di fornitura. Quindi questo racconto che a me piace e anche questa iniziativa del racconto, a me la parola distretto non mi è mai piaciuta, perché sa di qualcosa di stretto e distretto, ma nel senso di fortemente localizzato. Ma il mondo che vive in un'altra fase di globalizzazione, il mondo ha bisogno di parlare di qualcosa di più interessante, di più affascinante. Mi piaceva più la parola valley, visto che comunque è molto internazionale da questo. Quindi se qui esiste uno sport valley, bisogna ridefinire qual è la nuova localizzazione con la complessità che è stata definita anche dall'assessore giusta, del problema demografico e dell'intervento di Frasson di prima, cioè chi andrà a lavorare nelle fabbriche, perché poi questo è un tema molto in queste fabbriche. Quindi qui, per non dilungarmi troppo, abbiamo una cosa che è incredibile e che secondo me non è prezzata, non dico apprezzata, ma sicuramente prezzata, cioè un know-how che è pazzesco. E questo ve lo garantisco da uno che insomma frequenta tante fabbriche in partecipazione con altri imprenditori in tantissimi settori diversi. Questo know-how non c'è in giro per il mondo così diffuso ed è un know-how interessante proprio per il modello di tessuto imprenditoriale che c'è qui, perché cioè non è residente in un'unica singola azienda, ma è un elemento ecosistemico, cioè c'è in un'area questo know-how. Quindi noi dobbiamo riuscire a raccontare questa valley, riuscire ad apprezzare e prezzare a questo punto, perché ha un valore enorme, spiegando quale potrebbe essere il valore del Veneto, del nord-est e perché le cose possono essere fatte qui, dalla parte ingegneristica della costruzione del prodotto alla parte più complessa della realizzazione della manifattura attraverso ovviamente di un elemento di know-how. Vi faccio un esempio e chiudo, giuro. L'occhiale, che sembra una cosa semplice, e per parificarlo con la bicicletta, ha più componenti e più passaggi di una bicicletta. C'è un minimo di passaggio di 80 passaggi per realizzare un occhiale e si può arrivare a 160 passaggi per realizzare un occhiale, quello che indossate voi. Quindi questo elemento che non lo capiamo perché è diffuso in aziende, l'ha detto benissimo Alberto Zanatta prima, cioè quando raccontava i numeri, spezzato poi per le persone che lavorano dentro le aziende, cioè l'abbiamo diviso negli addetti, abbiamo fatto una media di 10 persone per azienda, 10 persone, cioè ha un'espressione proprio di artigianalità, perché 10 persone non è un'industria, è un artigiano. Ma questo elemento qui che è difficile da raccontare proprio perché non ci sono grandi aziende, non ci sono grandi concentrazioni, c'è questo elemento di know-how diffuso, questa scuola di saper fare diffuso, e noi è questo che dobbiamo salvaguardare. E questo è l'elemento di rivincita, perché questo nuovo reshoring che sta esistendo per la complessità internazionale geopolitica ci offre un'opportunità. E stiamo attenti perché il periodo è molto stretto e se non agiamo nel raccontare questa valley del know-how concentrata su questi elementi di spicco, lo sport è un elemento di spicco per quello che avete raccontato, io credo che sia un'occasione unica. Quindi partiamo da qui. Voi ne avete una responsabilità perché dovete fare da megafono, secondo me, i protagonisti ce li avete, io mi escludo, ma c'è delle persone importantissime già a questo tavolo, e bisogna raccontare questo perché c'è questa idea non di conservare quello che è stato fatto, riproporre quello che è stato fatto, ma perché da qui possiamo partire, perché ha una logica nella proiezione, nella prospettiva del prossimo futuro, perché si può fare qui. Io credo che l'elemento nuovo sia questo, e l'aiuto va sulle istituzioni, perché attenzione, questo elemento di disfunzione rispetto alla realizzazione delle infrastrutture, delle opere, rispetto a quello che comanda l'economia globale, globale. L'abbiamo detto prima, questa incredibile velocità di cambiamento del consumo che è difficilissimo per un'impresa che deve riuscire a programmare il prossimo futuro, e sapere che invece
In altre parti del mondo, e voi lo sapete perfettamente, ci sono capacità di investimento e capacità di tempistica di realizzazione infrastrutturale che non ha assolutamente paragone con l'Italia. L'Italia è un paese lento, tremendamente lento da questo punto di vista. Su questa logica qui bisogna che facciamo sistema. Dobbiamo assolutamente concentrarci su un elemento di spiegare come si può fare, perché la fabbrica va fatta qui, perché l'ecosistema funziona qui, ma perché questa idea del turismo che in questo momento ci sta premiando poi resta qui e porta valore aggiunto, perché sennò il turismo si divide tra il turismo super economico, che ci interessa relativamente perché l'ha detto l'assessore, premiamo una qualità del turismo e quindi una qualità dell'offerta, e turismo che probabilmente migra dove esiste tutto, non solo le fabbriche e il prodotto, ma esistono il sistema di infrastrutture. Questo è un punto molto interessante, poi ci torneremo sulla filiera, come lei l'ha chiamata, ma vorrei dare la parola ad Alessio Cremonese, perché amministratore delegato di MVC Group, l'abbiamo chiamata prima Manifattura Valcismon, come molti ancora la chiamano, e vicepresidente di Assosport. Ecco, non si può dire che MVC Group sia rimasta all'interno di questi confini. Mi raccontava prima Cremonese che oggi uno dei vostri marchi più importanti è milanese, Castelli, quello dell'abbigliamento da bicicletta, che tutti conoscono per il famoso marchio dello Scorpione. Ecco, voi siete andati oltre, sì, siete partiti dal bellunese e siete andati anche oltre. Sì, buonasera a tutti. Innanzitutto sono pienamente d'accordo con il dottor Baban, che abbiamo vissuto sia nel mondo dell'outdoor che nel mondo della bici, praticamente nelle montagne russe nell'ultimo periodo, quindi mi ritrovo completamente. Scusate la voce, ma purtroppo sono mali di stagione e sarò un po' basso. Sì, siamo stati, secondo me, pionieri, perché dal bellunese, dove è comunque complicato, comunque è difficile fare impresa per motivi anche logistici, e lo sa benissimo la nostra Presidente Lorraine, abbiamo meno infrastrutture, è più difficile arrivare e quindi devi essere più attrattivo per forza di cose. Siamo riusciti ad andare a comprare un marchio che è il marchio più antico del mondo del ciclismo, siamo andati a comprarlo a Milano e con l'esperienza e con il saper fare bellunese siamo riusciti a rilanciarlo, perché noi l'avevamo acquisito quando era in un fallimento, fondamentalmente in concordato fallimentare, fatturava 3 milioni e adesso siamo attorno agli 80 milioni, quindi abbiamo saputo creare valore su un qualcosa che non era bellunese, andando comunque a prenderlo in posti dove c'è cultura di impresa in maniera importante. E qui nel nostro territorio poi è gente che spende, insomma, no? Perché questo assolutamente l'abbigliamento si spende un sacco. Nell'abbigliamento si spende un sacco, anche perché è intriso di tecnologia. Si spende un sacco perché quando fai una salita a 30 gradi, arrivi in cima, ce ne sono 15, sei completamente sudato e devi scendere, o hai una mantellina, un prodotto tecnologicamente avanzato, o rischi anche di fare la fine della mia voce, quindi di trovarti senza voce. Quindi sì, c'è una tecnologia. Perché lei stava provando dei prodotti della concorrenza? Della concorrenza, esatto, per testarli. No, scherzando. È un alto spendente, è una persona che ha voglia di vedere il territorio, come diceva l'assessore Caner, è una persona che ama la cultura, perché non solo fa sport e quindi ha la cultura di se stesso, dello star bene con se stesso, ma anche proprio la cultura dell'arte. Io vedo con l'avvento adesso del nuovo, diciamo, di questo nuovo settore che è il gravel, che diventa un ciclismo molto più lento, molto più appassionato di visitare l'Italia, di visitare i nostri sapori, le nostre terre, e che sta veramente portando, credo, un benessere a tutti i territori che viene attraversato. È un modo di andare in bici molto diverso dalla bici da corsa intesa come prestazione, ma è altrettanto bello. Poi cercano comunque dei prodotti estremamente tecnici, perché magari sono persone che si fanno 300 km in un giorno, però con i loro tempi, fermandosi a mangiare, pernottando magari una notte in un albergo, in un bed and breakfast, scusate, e quindi creano anche il volano turistico. Questo è importantissimo. I prodotti
tecnici e così via. Mi perdonerà Enrico Moretti Polegato se faccio un salto di sedia, ma vorrei rispettare l'ordine alfabetico, ma soprattutto perché i prodotti tecnici molto spesso nei grandi marchi dell'abbigliamento invernale e così via, non soltanto, li fa la sua azienda. Elisabetta Gaspari, direttore generale di Wintex e di Vagotex ed è vicepresidente di Assosport. Magari non la conosciamo, ma Wintex è concorrente di Gore-Tex, per dire. Insomma. Concorrente, non esageri, insomma, nel nostro piccolo, ma facciamo ecco, qualcosina. Bavan le ha detto che ci sono delle occasioni di ritorno di produzione in Italia, no? Perché c'è un premio nella sostenibilità di cui abbiamo parlato, perché c'è la necessità di investire in questo genere di prodotti. Ecco, partiamo, so che lei vede luci e ombre in tutto questo, ma partiamo dalle luci, perché questo forse è importante dire che ci sono, insomma. Sì, e il vostro è un settore ad alta tecnologia, infatti, che ha in questo momento la possibilità di spendere un know-how importante. Esattamente, diciamo che noi ci occupiamo, e non siamo l'unica realtà in Veneto, ma ne abbiamo tante, realtà molto simili alla mia, sviluppiamo prodotti tecnici protettivi, diciamolo in generale, perché sono protettivi dal vento, dalle intemperie, quindi soprattutto per sport all'aria aperta e per calzature outdoor. Quindi noi siamo molto concentrati sulla protezione, ma questa poi si declina, come si diceva sulla copertura dei ghiacciai, si declina in tantissimi altri campi industriali, cioè quello che è il know-how che viene dallo sport viene poi tradotto in tantissimi altri campi. Quindi questo è un po' il punto di partenza. Le sfide che questi ultimi anni ci hanno proposto sono sfide che riguardano soprattutto la sostenibilità e questo mercato molto esigente dal punto di vista proprio del consumatore dell'articolo sportivo. La sostenibilità ci ha posto le sfide di mantenere le performance attese, cioè quello che uno sportivo si attende dal capo di abbigliamento protettivo, dovendo cambiare completamente i prodotti, soprattutto i prodotti chimici che vengono utilizzati. Tutti voi conoscete il tema dei PFAS. Dal 2012 il nostro settore, quindi la filiera, diciamo, che propone tessuti che devono avere determinate caratteristiche, investe in ricerca e innovazione per trovare delle alternative. Vi assicuro, come in tantissimi altri settori, che sostituire i PFAS non è come dirlo. Quindi ovviamente è molto facile emanare direttive da Bruxelles, ma poi rendere determinati prodotti ugualmente performanti cambiando i prodotti che venivano utilizzati e che sono stati utilizzati per 40 anni non è una cosa molto facile, insomma. E il consumatore ha un'aspettativa ugualmente alta e quindi non si adatta ad avere prodotti meno performanti. In questo forse andrebbe fatta maggiore educazione e preparazione al consumatore. Questa è una cosa su cui poi magari andremo. Poi approfondiremo. Comunque, insomma, questa sfida ci ha portato anche a scoprire tante cose nuove, a portare sul mercato tantissime innovazioni, a lavorare. Noi abbiamo la sfida dello sportivo che parte proprio dall'atleta molto impegnato nello sport, sono quelle della termoregolazione, cioè di questi cambiamenti tra clima molto caldo e clima molto freddo, sono le tematiche del comfort. Ad esempio in questo momento, vi dico una notizia che a me ha colpito molto, tantissimi brevetti nel mondo dello sportivo hanno proprio come tematica quella del comfort di chi pratica sport. Questo nella calzatura, nell'abbigliamento, nel casco, quindi il comfort è diventato, parlando proprio con un ufficio brevetti, mi diceva il comfort è diventato uno degli elementi di brevettabilità e di innovazione, di inventiva, una cosa che io non avevo mai sentito. Il comfort oggi è uno dei temi molto affrontati. Quindi di questo noi ci occupiamo. La sfida è questa qua, quella di rendere la vita dello sportivo sempre più confortevole. E questo vuol dire ovviamente fare ricerca, investire nei prodotti per portarli a un livello superiore. Insomma. Assolutamente. Quello
diciamo, il lato un po', non direi negativo, insomma, ma diciamo l'altra faccia della medaglia del sempre maggiore investimento in ricerca e sviluppo, ma soprattutto quello che ha voluto dire la maggiore attenzione nei confronti della sostenibilità, sono ovviamente maggiori costi che difficilmente si possono ribaltare sul consumatore finale, e quindi creano un gap di competitività rispetto ad altre aree del mondo che hanno condizioni generali, diciamo, chiamiamolo humus, leggermente diverso, quindi molto più investimento statale, diciamo pubblico, oppure altre condizioni, costo del lavoro più basso, insomma, quelle cose che conosciamo, insomma. Quindi questo in Europa, anche un po' tutte le regole che ci poniamo portano a un calo di competitività, questo sicuramente. Ecco, questo è un aspetto molto importante, quindi il fatto di riuscire a rispettare queste norme andrebbe valorizzato in qualche modo per essere sostenibile, no? Cioè andrebbe comunicato non soltanto dalle singole aziende, che come abbiamo visto le medie di 10 persone, ma a livello di sistema, giusto? Certo, questo è un tema che si pone spesso anche in altri settori, anche la permeabilità della marginalità. Allora, prendiamo l'Italia, no? Dicevamo prima che Draghi diceva ieri che la competitività dell'Europa non può essere tutta scaricata sui salari. Questa è una cosa secondo me molto importante che dobbiamo tenere presente in Europa, perché tutto quello che viene richiesto all'imprenditore di maggior investimento può ribaltarsi sul benessere del lavoratore. Questa è una cosa sul benessere sociale, questo lo dobbiamo tenere perfettamente presente. Un altro tema da tenere presente è quanto la marginalità si deve mantenere più equilibrata all'interno della filiera. So che è un tema un po' complesso, no, è molto interessante, ma se ne parla spesso nell'agricoltura, permette... no? Quando si dice ma perché il povero agricoltore, certo, cioè dove va a finire il guadagno? La stessa cosa avviene nelle nostre filiere. Questo è un tema molto importante, se mi permette ci passiamo al secondo giro, perché certo, mi aveva detto una cosa molto interessante. Però il tema dell'elevato contenuto tecnologico è un tema importante anche per Diadora. Abbiamo Enrico Moretti collegato, che è presidente, ha lasciato l'altro giorno una bellissima intervista a una nostra collega che abbiamo pubblicato, e lui ha detto che vanno bene running e tennis in questo momento, proprio i prodotti in cui c'è il maggiore contenuto tecnologico. Quindi la tecnologia è un elemento di sostenibilità per le aziende del nostro territorio. Buonasera a tutti. Beh, dovremmo probabilmente vedere la sostenibilità per quello che è. La sostenibilità è un altro nome dell'innovazione. Non c'è sostenibilità senza innovazione, non c'è innovazione senza sostenibilità. L'uomo è portato a innovare, a migliorare. Il miglioramento deve avvenire sulla performance dell'azienda, deve avvenire sulla performance o il benessere che ti dà il prodotto, deve anche avvenire nell'impatto che la nostra vita di tutti i giorni ha sul pianeta che abbiamo preso a prestito dai nostri figli. Detto questo, sì, nell'esperienza di Diadora e negli ultimi anni di questo bel percorso di rilancio che ha portato Diadora di nuovo dov'è, quello che ha guidato la nostra crescita sono proprio i prodotti che più caratterizzano Diadora come marchio, che sono quelli sportivi, a elevato contenuto di innovazione, elevato contenuto di performance, soprattutto il mondo del running. E qui tutto questo è stato reso possibile perché Diadora è insediata nello Sport System. Solo qui, dove è nata, dove è cresciuta, dove continua a rimanere, Diadora ha potuto trovare il know-how, le persone, la ricerca, il contenuto, l'entusiasmo che ci hanno permesso di riaprire un centro di ricerca e sviluppo specializzato nelle tecnologie sportive. Solo essere a Montebelluna ci ha permesso negli ultimi anni di avere nuove calzature da running, di mettere le calzature ai piedi della lunghista, la Rissai a Pichino, di dare le scarpe ai marciatori, la Palmisano e Astano. È la nostra fortuna e il nostro orgoglio essere qui. Grazie, questo è
il veicolo attraverso cui si comunica, e occasioni come queste sono anche il modo per mettere in contatto i grandi sportivi con il territorio che produce i marchi che tutti conosciamo, no? Si sa che gran parte della ricerca della Nike o di altri gruppi viene fatta proprio qui in questo territorio, giusto? Sì, tutti, anche i grandi gruppi hanno centri di ricerca qui è il nostro, qui a Montebelluna vengono gli sportivi che collaborano con Diadora per aiutarci a migliorare il prodotto, perché prendendola da un altro punto di vista, lo sportivo, a volte i testimonial intendo, lo confondiamo con il punto di partenza. Ecco, gli ho messo le scarpe, adesso lui me le comunica al mondo. No, la collaborazione con lo sportivo invece è il punto focale dello sviluppo dell'azienda. Tu collabori con lo sportivo, lui viene nel centro di ricerca e sviluppo con i tuoi tecnici, migliora il prodotto, dà le sue impressioni, così poi tu puoi fornire al mercato, agli sportivi di tutti i giorni, un prodotto più performante, un prodotto che è certificato da questo sportivo. Ma da lì parti, lì non è che tu sei arrivato, lo sportivo è il tuo alleato, non è il punto di fine della tua ricerca. Grazie Presidente. Io adesso passerei a Raffaele Zingone, che è il condirettore generale e Chief Commercial Officer di Banca Ifis. Abbiamo visto i vostri dati, no? E quando una banca studia vuol dire che gli interessa dal punto di vista del sistema produttivo che c'è dietro un settore. Ecco, qual è secondo lei, li sta ascoltando qui i protagonisti, gli elementi di attrazione per la Banca Ifis di questo territorio, visti con gli occhi di chi poi le aziende le deve finanziare? Grazie, buonasera. L'ha detto lei. La prima notizia è che se un operatore economico che potrebbe sbagliarsi si focalizza su un settore come quello sportivo, con attività progettuali, investimenti, recruiting, analisi, market watch, la partecipazione a eventi di condivisione e informazione, evidentemente c'è bisogno di credito, e dove c'è bisogno di credito tendenzialmente abbiamo bisogno di supportare attività operative che si stanno intensificando, o abbiamo bisogno di supportare investimenti di medio-lungo periodo che stanno crescendo. Allora, mi piacerebbe dirvi che la nostra esperienza è nata da progetti strategici studiati, pensati, metabolizzati. Non è così. La nostra esperienza in ambito sportivo è nata per caso. Una ventina d'anni fa un nostro uomo sul territorio avanza una richiesta di finanziamento nei confronti di un club calcistico del sud Italia, parliamo di 20 anni fa. Noi un'azienda, una banca tipicamente orientata alla piccola e media impresa, al mondo meccanica, quindi mondo produttivo, B2B vero, ok? La prendiamo quasi come uno scherzo, nel senso che era un mondo completamente distante da noi, no? E che cos'era questa cosa qua? Questa cosa qui era un trasferimento di un calciatore da questo club a un altro club, che aveva delle scadenze lunghe nel tempo, e questo club a questo punto originava un'esigenza creditizia immediata. E ci siamo chiesti, ma perché noi? Perché gli altri non rispondevano. Questa è la realtà, no? E quindi nasce da un'opportunità, dal caso. Da quel momento in poi cominciamo a capire questo settore, nascono ulteriori opportunità, la faccio stretta, in 20 anni diventiamo, che piaccia o no, un operatore di riferimento nel mercato del player trading calcistico, che è un mercato enorme, enorme. Perché? Ma ce lo può dire chi era il calciatore? Com'è? Ce lo può dire chi era il primo calciatore? Non posso. Non era particolarmente brillante, vabbè. Questo lo posso dire. Però dal nostro punto di vista costoso, quindi costoso. Dove siamo oggi? Abbiamo maturato esperienza, dicevo, e perché noi? Ma perché è un settore complicato, dove evidentemente altri player, altre banche fanno fatica, uno a reggere i tempi, stress. Considerate che nel particolare mondo del player trading tutto si concentra nel mercato di agosto. L'80%, l'85% dei trasferimenti avviene in un mese, e tipicamente avviene in maniera, lasciatemi dire con rispetto, isterica. Abbiamo la parte industriale del mondo del calcio, cioè quella dei direttori sportivi, che litiga costantemente con la parte amministrativa
cioè i direttori finanziari o gli amministratori delegati che non seguono le trattative, le negoziazioni. Ecco, lì in quel mondo un player tradizionale che non ha voglia di studiare, che non percepisce una potenziale nicchia interessante, alza le mani e dice no, non mi interessa. Ad agosto tutti in vacanza. Io ricordo ancora il primo consiglio di amministrazione straordinario convocato per chiudere un deal che per noi era epocale, 30 milioni di euro, probabilmente per altre banche sarebbe stato residuale, e questa è una fortuna, cioè arrivare anche nel momento giusto, cioè arrivare nel momento in cui un mercato florido, potenzialmente molto interessante, magari per altri è ancora troppo piccolo, per noi dimensionalmente è molto interessante. Quindi arriviamo fino a qui, 2024, seguiamo di fatto il mondo del calcio, lo uso come emblema perché apparentemente quello che potrebbe sembrare un settore assolutamente consolidato non è. Tenete presente che ci sono, da lettura di stampa assolutamente tradizionale, due mondi, quello dei paesi arabi e quello degli Stati Uniti, che stanno esplorando in maniera serissima l'ambiente calcio. Quindi stanno aprendo due mercati, quello arabo già sostanzialmente in piedi, quello americano che sta nascendo, con una serie di conseguenze dal punto di vista industriale di alcuni settori, in particolare media, entertainment. Pensate a quanto bravi sono gli americani dal punto di vista dell'entertainment collegato agli eventi sportivi. E pensate a questo replicato nel mondo del calcio, la Major League Soccer, non so se lo sapete, ma ha venduto i propri diritti televisivi a un operatore che si chiama Apple TV. Non può essere un caso. Allora, questo perché lo dico? Perché è ovvio, il calcio è probabilmente la punta dell'iceberg, no? È un settore che però paradossalmente sembrava consolidato e in realtà riserva ancora delle sorprese e delle potenziali crescite enorme. E qua torno anche all'Italia e utilizzo, perdonatemi ancora il calcio perché è quello che conosciamo, ma vorrei che venisse utilizzato come esperienza, no? Nel racconto. Dicevo prima entertainment, abbiamo un settore, quello del calcio nel mondo inglese, che pesa almeno 10 volte in termini di giro affari rispetto a quello italiano. La domanda che ci dobbiamo porre è perché, dal punto di vista della popolazione siamo lì. Grandi città, sì è vero, esiste Londra, esistono altri centri cittadini importanti, però direi che l'Italia da questo punto di vista non ha molto da invidiare, anche dal punto di vista delle capacità attrattive collegate ad eventi sportivi, ma che si rivolgono ad esempio a ambienti turistici, culturali. Insomma, l'Italia da questo punto di vista, facendo sistema, e qua vengo assolutamente dietro al primo intervento, ha un potenziale inespresso enorme, davvero enorme. Non a caso uno dei capitoli più interessanti, di nuovo quello dei diritti televisivi, è ormai in contest continuo. Oggi sappiamo che il broadcaster che ha vinto non è più quello storico, è cambiato, è DAZN. Ancora una volta stanno aumentando in maniera importante, no? Gli introiti relativi a questa voce di ricavi. E allora, e chiudo, un operatore economico come una banca che ha delle competenze dal punto di vista della distribuzione più che dal punto di vista dei prodotti, i prodotti sono sempre quelli, non mi verrebbe da dire che abbiamo degli atu particolari, no? Ma ha il desiderio di studiare, capire, cogliere dei trend, non banale, giustamente diceva Baban prima, oggi fare pianificazione, insomma, mica semplice, però non si può sventolare bandiera bianca e rinunciare, no? Bisogna avere la voglia, il desiderio di approfondire. Ecco, allora, se una banca ha voglia, un operatore economico, anche piccolo, ha voglia di fare questi investimenti, secondo noi, anche piccole aziende, inserite in un ecosistema, non un distretto, ma un network, una valley, possono fare cose straordinarie. Grazie. Abbiamo pochissimi minuti, io quindi vi chiedo delle risposte un po' telegrafiche su questo. Massimiliano Atelli, Elisabetta Gaspari ha detto che va valorizzato l'idea che stiamo facendo delle cose nell'abbigliamento sportivo, nelle attrezzature sportive e così via, che hanno un valore perché sono rispettose dell'ambiente e perché sono tecnologicamente innovative. È possibile immaginare uno sforzo da parte di un governo in questa direzione? Sì, io credo che sia non soltanto possibile, ma sia doveroso. Si tratta di creare, diciamo, dei punti o momenti di aggregazione nei quali
ci si riesca a parlare in modo diverso di quanto non accade ancora oggi, devo essere sincero. C'è una difficoltà di intercettare anche la parte più propositiva, la più attenta, la più sensibile, sentivo anche prima Moretti Polegato, perché ovviamente c'è una parte del settore industriale che è più avanti nella percezione, nella sensibilità. Io credo che questo abbia poi la capacità di trascinarsi dietro anche il resto, però intanto questi due mondi devono trovare un punto di comunicazione, un punto di aggregazione. Questo forum può esserlo, può diventarlo senz'altro. Probabilmente abbiamo bisogno di fare massa critica su scala nazionale. C'è tanta attenzione e tanta disponibilità che avverto andando in giro per l'Italia, dobbiamo trovare i punti e gli snodi, i congegni per intercettare. Allora noi contiamo sul fatto che lei arriverà con un appunto per il Ministro, Engineering in Sport Valley. Contateci. Va bene.